Il confronto sia doveroso, è un confronto che deve avvenire nell'alveo della buona educazione e della civiltà, non deve neanche però passare il presupposto che quando qualcuno ha qualcosa da dire e da dissentire rispetto al ministro Kyenge è già lesa maestà. Per cui io dico confronto serio, corretto, educato, niente offese, è quello che noi ci aspettiamo. Dopodiché non condividiamo molte partite che il Ministro vuole portare avanti, tipo quella dello Ius Soli. Sullo Ius Soli il Ministro vuole dare la cittadinanza a tutti a prescindere. Io ho posto invece un'altra questione che è quella dei bambini in età scolare, quindi bambini che hanno 6-8 anni, che sono stabilmente residenti in Italia, che studiano nelle nostre scuole, sanno l'italiano, sui quali un ragionamento va fatto. Non vorrei mai che il Ministro Kyenge ponesse la questione dello Ius Soli coram populi per tutti, mettendoci davanti il problema dei bambini. Il problema dei bambini lo risolviamo noi, ma non è che basta nascere in Italia per avere la cittadinanza, bisogna andarci a scuola, studiare, dimostrare di conoscere ovviamente la nostra lingua, né più né meno di quello che accade in Germania. All'età di 8 anni puoi diventare cittadino tedesco se sei iscritto a scuola e se i tuoi genitori sono stabilmente residenti in Germania. C'è una condivisione da parte di Maroni? La persona intelligente qual è saprà apprezzare anche queste riflessioni che ho posto, peraltro in consessi dove si dovevano porre, ovvero nella massima riunione dei dirigenti della Lega.